L'ospite della domenica a cui diamo un grande benvenuto è George Clooney. Caro Michele Cucuzza, io sono molto più bello e molto più ricco di George Clooney. Non c'è dubbio. No, mi sono sbagliato. È René Ferretti, il regista di Boris. Senti ragazzo, non stare tanto a prendermi in giro, capito? Cerchiamo di arrivare al dunque, perché me ne devo andare. Ma come dici quando è il momento, come si dice? Azione! Fantastico, fantastico. Francesco Pannofino, grazie di essere stato con noi, reduce da una prima di grande successo di Mine Vaganti al Teatro ABC di Catania con Iaia Forte, e ieri sera il debutto è andata benissimo. Sì, beh, è uno spettacolo, diciamo, che funziona tanto, devo dire che ha funzionato sempre anche a Catania, finalmente siamo riusciti ad arrivare anche in Sicilia. Perché voi l'avevate preparato Sì, no, questo è già il secondo anno di tournée piena, poi questo era uno spettacolo che nasceva prima del lockdown addirittura, l'abbiamo fatto per un po', poi siamo stati fermati appunto dalla pandemia. Poi l'abbiamo ripreso l'anno scorso, 5 mesi di tournée, e quest'anno 5 mesi di tournée. Sono particolarmente contento che siamo venuti in Sicilia, a Catania in particolare, ma in Sicilia, perché in Sicilia è difficile che le compagnie teatrali, costa troppo, i trasporti, le cose, cominciano una serie di ostacoli. Per quei cose. A me è sempre dispiaciuto. Allora, ce lo possiamo vedere oggi alle 18, poi venerdì 20 alle 21, poi sabato 2 alle 17:30 alle 21, e domenica alle 18, domenica 22. È tratto, come abbiamo visto anche dalle fotografie un attimo fa, è un adattamento di uno dei capolavori di Ferzan Özpetek, che tanto per la cronaca ha vinto 2 Davidi Donatello, 5 Nastri d'argento, 4 Globi d'Oro, veramente. Beh, fu un film di grande successo, Mine Vaganti. Poi tra l'altro approfitto per dire che la parte che faccio io nello spettacolo la faceva il grande Ennio Fantastichini nel film, bravissimo attore, anche amico, purtroppo se n'è andato via troppo presto, e per me è tra l'altro veramente un onore poter reinterpretare questo personaggio. Ma è un grandissimo personaggio come te. Senti, che in 2 parole, lo so, non si deve dire così, però che storia è? Beh, Mine Vaganti è la storia di una famiglia tradizionale, anzi benestante, in un piccolo paese della provincia del sud non identificato, comunque in Campania, diciamo, dove la famiglia Cantone ha un pastificio, è un'azienda molto avviata, molto bella, eccetera, eccetera, e arriva la tegola dell'omosessualità dei figli, che il padre, che faccio io, non accetta assolutamente. Ecco. Ci sta proprio male, rischia anche di morire. Ci sono una serie di... Però il tutto è raccontato come una commedia, perché è bello che si ride, ci si commuove e ci sono anche spazi di riflessione. Quindi vuol dire che lo spettacolo è riuscito e il merito va a Ferzan Özpetek. Sì, vabbè, grande artista. Francesco Pannofino. Francesco Pannofino, oltre ad essere un grande attore in teatro, al cinema, è stato famoso ed è tuttora famoso come uno dei più celebri doppiatori del cinema italiano. E allora, è vero che hai conquistato tua moglie con la voce di Banderas? No, sì, possiamo dire così, però in realtà ci ho messo del mio, diciamo. No, perché stavamo doppiando un film che si chiama Donne sull'orlo di una crisi di nervi di Almodovar. Come no? Ecco, e io facevo Banderas in quel film, doppiavo Banderas, e lei doppiava un'altra attrice, adesso non mi viene il nome, e niente, così abbiamo approfondito la conoscenza, però l'approfondimento è arrivato con Forrest Gump. Ah, Forrest Gump, adesso poi lo vediamo. E poi è nato Ma com'era con Banderas? Come faceva Banderas? No, lì faceva uno tutto timido, tutto così, era giovanissimo il film, parlo di 30 anni fa. Faceva uno timido, tutto un po' balbuziente, pure così. Infatti non è, diciamo, che poi dopo mi sono specializzato più con i vocioni. Vabbè, una rapida antologia, vediamola, ce la meritiamo, se la meritiamo. Forse 2 cose capitano nello stesso momento. Ti manchi tanto, Jenny. A cucire le scarpe, negri! 23 ore sotto chiave! Sono onnipotente in questo posto!
Io vi muro tutti vivi, ma con chi cazzo credete di avere a che fare? Io sono la polizia! Io comando qui! Voi ci vivete e basta! Gli unici che potranno dirmi quando non sarò più all'altezza siete tutti voi. Per tutti voi, e per tutti voi che vale la pena di continuare a combattere, perché siete la mia famiglia. Vi amo tutti. Grazie infinite. Tutto cosa? Tu sei un mago, Harry. Io sono cosa? Un mago. Un mago coi fiocchi, direi. Una volta studiato un pochetto. No, ti sbagli, insomma. Non posso essere un mago. Voglio dire, sono solo Harry. Poi compaiono gli uccelli, i mugnaiacci, le anatre spose, i gabbiani reali. Il sole ti scalda. Viri a nord, ti metti a 12 nodi. Sei a pieni giri. Che stai facendo? Sì, sono stato sveglio tutta la notte perché continuavano a venirmi delle idee. Quello è un serpente? Laccio, versione moderna. Eccoti qua, che bello, eh? Senti, c'è un personaggio che ti è piaciuto di più fra tutti questi grandissimi gay? Beh, insomma, ho avuto la fortuna di doppiare grandi attori importanti, quindi diciamo io sono affezionato più ai due che ho fatto di più, non è senza nulla togliere agli altri, che sono George Clooney e Denzel Washington. Però adesso per esempio ho visto Mickey Rourke nel film The Wrestler, che non mi ricordo, diceva alcune cose che poi non mi ricordo più, capito? Invece lì ha fatto una performance incredibile. Sì, era bellissima, anche la scena che abbiamo visto era molto bella, molto intensa. Senti, hai cominciato con la radio, hai cominciato con Antonella, hai incrociato Antonella Steni. Beh, no, come Antonella Steni alla radio, ma anche in teatro. Io sono stato nella sua compagnia per... diciamo che quella è stata la gavetta, diciamo, ecco. No? Sono stato tanto tempo in compagnia con Antonella, che era una bravissima artista. Come no? Poi era da sola perché prima faceva coppia con Elio Pandolfi, sì. Poi la coppia si separò e lei continuò a fare gli spettacoli da sola e faceva dei varietà, delle cose che facevo alla sua spalla, diciamo. Che bello. Ho imparato tantissime cose. Bello. Venimmo anche a Catania, mi ricordo. Ah, fantastico. Era già successa a Via Fani o ancora no? No, come no, era successa perché Via Fani è 78. 78. Io qui ti sto parlando di primi anni 80. Pochi sanno che lui è stato testimone oculare, purtroppo, adesso parliamo per un attimo di una vicenda drammatica che è stato il sequestro con l'assassinio degli agenti di polizia di Moro. Ma tu che cosa... com'è? Perché io abitavo in Via Mario Fani, dove abitava la mia famiglia, e stavo lì, stavo andando all'università e dovevo prendere l'autobus, che c'avevo il motorino, ma era rotto, era da riparare. E allora a piedi, dovevo andare alla fermata a Via Trionfale. E ho passato l'incrocio, sono passato davanti, ma io cioè, a quell'ora proprio stavo. Poi c'era un'edicola, che non c'è più da tanto tempo, ho comprato il giornale, Il Messaggero, e mentre leggevo la prima pagina sono cominciate le raffiche. Caspita. Ovviamente mi sono reso conto anche perché quelli erano anni dove si sparava volentieri. Naturalmente sono scappato dalla parte opposta, una signora mia vicina di casa che stava tornando, aveva accompagnato la figlia dalle suore, l'ho presa per mano e siamo nascosti in una viuzza a destra e poi finita la strage? Finita la sparatorio, purtroppo sono andato a vedere che era successo e ho visto la strage. Quindi eri testimone oculare? Sì, ma non della sparatoria, perché sì, ovviamente per prudenza, come tutti. No, anche perché lì c'era una leggera curva, la visuale non era, mi ricordo macchine che frenavano, un po' polvere e spari, insomma. Purtroppo la storia del nostro paese ha anche episodi drammatici, terribili come questi. Sono passati tanti anni, per fortuna. Nel frattempo la carriera di Francesco Pannofino si è sviluppata non soltanto a teatro con Antonella Steni, ma poi in tantissime esperienze. E come doppiatore, per esempio, ne abbiamo scelto uno, Clive Owen, in un film bellissimo che è Closer. Vediamo un attimo. Bello. Il sultano è tornato arrecando doni. Grazie. Sono bellissime. Sai una cosa? C'era Alice nell'hotel. Cosa?
Vendono cartoline artistiche nella hall. Ne ho comprata una per incrementare le tue vendite. Giovane donna, Londra. E ho anche cercato il tuo libro al Museum of Modern Art e l'ho trovato. C'era un tizio che lo stava comprando. Un ometto con una ridicola barbetta. Sbavava sulla tua foto all'interno della copertina. Era arrapato il mandrillo. Io ero fiero di te. Hai sfondato a New York. Sei meraviglioso. Non dimenticarlo. Va bene, rientriamo. Grandioso, ma che impressione ti ha fatto rivederti? Ma allora, cioè, anche qui sono passati diversi anni. Ma io devo dire la verità, non è che mi esalto più di tanto quando sento la mia voce, anche perché sostengo che tutti noi nella vita siamo sempre con la nostra voce, cioè ogni volta che parliamo abbiamo questa voce. Io vado a casa, accenno la televisione, tac, un'altra volta la voce mia e basta. Tra l'altro lì con Julia Roberts no, poi bellissimo film Closer. È bellissimo, Closer è veramente bellissimo. Senti, poi hai fatto anche in televisione naturalmente, compresa Emigratis. Sì, la voce di Pio Amedeo. Ecco, qui è diversa, la parte è un po' diversa, vediamo. Non è vero, eh? No, loro sono bravi perché sono loro che scrivono queste cose contro di loro, cioè, apparentemente, ma sono la voce, l'occhio critico di Emigratis, cioè quelle cose lì non funzionerebbero se non ci fosse la mia voce che dice ma che schifo, ma che è? Ci vuole questa contrapposizione, devo dire, sono molto bravi. Ma come si fa? Vabbè, te l'hanno chiesto in 100.000 a curare la voce fino a adattarla a quella che potrebbe essere un personaggio anche importantissimo. Ma sai, quello è un po' un mestiere anche, perché questa roba qua poi si impara anche con gli anni. Poi non lo so, devo dire la verità, non è che faccio molto per curare la voce, fumo, urlo, sono sempre a teatro, non lo so. È un dono di natura, però sì, di essere attenti, poi se fa freddo, cose, umidità, si può perdere la voce. E poi devi essere comunque un bravissimo attore, perché devi sapere... ma il doppiaggio, sì, certo. Beh, c'è molta tecnica anche, perché il doppiaggio va imparato, cioè rispetto al teatro che può essere più istintivo se hai le doti, il talento, o il cinema se hai una bella faccia, capito? Puoi andare, cioè, anche se non sei proprio un genio. Però invece al doppiaggio lì casca l'asino, perché si sentono i difetti, le cose di pronuncia. È un mestiere un po' più complicatello, però è bello. Bellissimo. È bello e c'è una divisione, perché in realtà non è una performance diretta che un attore fa, perché doppi comunque un altro attore. Sì. No? È chiaro che un attore è meglio che quando si può esprimere liberamente con la sua faccia, però è una grande tradizione italiana. Grande tradizione italiana, poi tu con una voce così bella come la tua, presto sei diventato un beniamino Sì, anche lì ci vuole fortuna, perché approfittai alla fine degli anni 70, tu mi insegni, arrivarono le TV private, che prima non c'erano, e ci fu veramente tantissimo materiale da doppiare, telenovelle, cartoni animati, ecco, provenienti da tutto il mondo, e lì i doppiatori da 200 sono diventati 2000, e quel flusso di... Il flusso dove però è emerso il suo talento. E poi c'è Boris, che adesso è arrivata la nuova serie, la quarta che abbiamo appena visto, ma noi ci vediamo due frammenti imperdibili delle serie precedenti. Boris. No, scusate, qui c'è qualcosa che non quadra. Io non capisco perché questa conversazione tra un magistrato e un poliziotto deve avvenire nello studio di Stanis. Scusate, non capisco. Il perché non lo so, però sul copione c'è scritto proprio studio dottor Giorgio interno giorno. Boh. Scusate, mi sono sbagliata io. Mi sono scordata che hanno cambiato l'intestazione della scena e niente, la Barbieri è in procura. In procura? E ce l'abbiamo allestita la procura? No. Allora che cazzo ci facciamo con la Barbieri, scusa? Ma no, sto calmo un cazzo. Questa era Caterina Guzzetti, giusto? Sì, Caterina, splendida compagna di lavoro.
Beh, qui si racconta appunto, questa è una scena emblematica, no? Del pressapochismo, della assoluta disorganizzazione, capito? Che capita spesso che non si può fare una cosa perché per un banale errore di trascrizione, insomma, capito? Devo dire che è la più bella serie sulla televisione italiana, non esiste. A me merito gli autori, Beh, è fantastico. Autori. Adesso ne vediamo un altro pezzetto con Ninni Bruschetta, dai, vediamo. Sì. Fotografia! Dimmi René. Ma che cazzo vuoi tu, Duccio? Oh, Duccio, senti. Ti ha dato problemi, ragazzi? No, volevo questo carrello lungo ad andare e a tornare. Vorrei che mi facessi una... Diglielo a lui che poi glielo spiego io come si fa la... Senti, non mi piace per culo, Duccio. Io voglio te. Basta con la fotografia da fighetto del sto stronzo, capito? Io voglio la roba tua, un tanto al chilo, hai capito? La roba tua di una volta. Voglio che apri tutto. Voglio che smarmelli. Smarmella. Ti voglio bene, René. Ma stiamo uniti. Beh, fantastico. Ma è vero che la gente ti fermava a un certo punto e diceva smarmella, smarmella? Sì, anche di più. Anche di più? A cazzo dei cani, diciamo che era... Vai René, a cazzo dei cani. No, io sono contento perché ha veramente avuto... un grande successo. Sì, beh, fantastico. E quando uno dice che se l'è meritato, perché dicevo prima, gli autori, Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo e purtroppo Mattia Torre, che non c'è più, cioè, però hanno scritto una cosa intelligente, hanno fatto dell'ironia su un ambiente che tra l'altro poco conosciuto, dietro le quinte di una fiction che si gira, no? Che di solito è un po' noiosissimo perché non, cioè, fa una scena, vedi questi qua che continuano a fare la scena, cioè una persona che sta lì, ho visto tutti i turisti che vengono sul set, dopo un po' dicono beh, io me ne vado, e posso, però se metti insieme tutti i paradossi che succedono, gli attori, i capricci degli attori, le cose, le assurdità, i raccomandati, quelli che cagna maledetta e arriva poi questa roba qui che insomma fantastico. Senti, poi abbiamo qualcosa di più recente che invece è Ostaggi. Vediamo un attimo. Tutti a terra. No, non sparare! Perché non spari a lei? Lei non ha nessuno. Oppure spara alla vecchia. Tanto deve crepare prima degli altri, no? Lui è un clandestino, non conta niente, è un reato minore. Che coppia! Mentre guardiamo da qui. Giornataccia per tutti. Vogliamo finirla meglio di come è iniziata? Voglio una macchina e la strada vuota. E che nessuno mi segua. E che nessuno mi segua. Chiedi delle aspirine, no? E delle aspirine. E dell'Imodium. E dell'Imodium! Se non fate quello che dico... Sparo al panettiere. Sparo al panettiere. Ma sei una merda! Che non ha pietà. Beh, abbiamo visto fior di attori, Contrada, Tognazzi, ma un film fantastico questo pure. Sì, beh, un bel film di Eleonora Ivone, scritto insieme a Angelo Longoni. Lo girammo tutto a Cosenza, a Rende. Ah, Rende, bellissimo. Dentro una panetteria, così. No, è molto divertente da girare, da fare, poi è venuto bene, è un bel film. Fantastico. Senti, torniamo a Mine Vaganti. Sì. Quindi questo personaggio poi alla fine in qualche modo cambia idea o è sempre un po' rigido? Beh, insomma, tanto si sa insomma, che poi alla fine vince insomma, quello scatto mentale che ognuno di noi dovrebbe fare per superare questi problemi. Facendo questo spettacolo ho scoperto che ci sono tante famiglie in queste condizioni. Te ne dico una mamma che mi si avvicinò dopo lo spettacolo e mi disse: io sono la madre di un figlio gay e quello ragazzo ci sta facendo la foto, vede, io lo amo tantissimo e voi stasera mi avete consolato e confortato. Bellissimo, bello. Una signora veramente, chissà quante mamme che non hanno magari il coraggio di venire, di fare. A me già solo quello mi ha
mi ha fatto dire, beh, ho fatto bene a fare questo spettacolo. Riempie il cuore, davvero. E poi tra l'altro affronta un tema importantissimo, come anche dei diritti, del progresso del paese. Ma soprattutto deve nascere dalle famiglie, perché è da lì che se c'è l'omofobia già in famiglia, l'omofobia in famiglia. È lì che non va bene, capito? Molte famiglie, sono tantissime famiglie che accettano e sono per la felicità dei figli. Molti padri, molte madri non accettano questa nuova situazione, creando infelicità al figlio e ai genitori. Esatto. Secondo me. Mina Paganti al Teatro ABC di Catania, oggi alle 18, poi venerdì alle 21, sabato 2 volte alle 17:30 e 21, domenica ancora alle 18. Poi immagino avrai già altri programmi. No, beh, in tournée siamo fino a metà marzo. Poi siamo un po' in Sicilia, a Catania, poi andiamo a Agrigento e Messina, adesso non mi ricordo quale delle due prima. E poi ritorniamo al nord e facciamo ancora 1 mese e mezzo di tournée, finiamo a metà marzo. Poi dice, non ti fermi mai, cosa ti aspetta? Film ancora, doppiaggio? No, ma adesso mi vorrei riposare un attimo, perché sennò... ma non accadrà, perché... Non accadrà? No, perché poi alla fine il lavoro ti travolge, capito? Ma per fortuna, perché io sono contento di farlo, credo anche che sia un privilegiato, ci ho messo del mio naturalmente, però faccio il lavoro che desideravo fare da bambino, meglio di così. Francesco Pannofino, l'ospite della domenica, grazie, complimenti e in bocca al lupo naturalmente. Viva il lupo! Tutte le tue cose.